Circa 2 metri cubi di roccia caduti su via Erta in comune di Marostica, località Pradipaldo. La strada è stata chiusa per precauzione dal comune che sta verificando la situazione anche a monte, dove la parete del colle è prevalentemente rocciosa, e anche per tutelare quello che c'è a valle, anche alcune borgate e abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco con i carabinieri. Il comune ha deciso di chiudere per precauzione al traffico la strada. Si è voluto appurare che sono cadute altro materiale di dimensioni intermedie, sempre nella stessa area, diciamo, di caduta del primo. I tecnici comunali hanno fatto le prime verifiche, ne seguiranno altre nella giornata di domani, anche sul fronte più in alto. Le chiusure di via Erta a monte e a valle della Frana coprono alcune centinaia di metri di territorio. Per il pulmino scolastico che qui svolge servizio è necessario così allungare il percorso e di conseguenza i tempi di trasporto. Il lavoro in realtà è molto veloce, la demolizione del masso e la rimozione degli stessi è un lavoro di poche ore, ma dobbiamo garantire la sicurezza ed evitare ulteriori rotolamenti, anche se è una strada che è nota appunto per i continui distacchi. Nel fine settimana era arrivata la pioggia, ma non sarebbe questa la causa del rotolamento della roccia. Nella zona di Pradipaldo aveva anche nevicato nei giorni scorsi, è la parte più alta del comune, probabilmente l'acqua che si era infiltrata e poi l'abbassamento di temperature ha fatto rompere quelli che sono probabilmente c'erano già delle micro lesioni all'interno del blocco in marmo, che poi si è distaccato ed è caduto.